Amici bellini, perdonatemi, perché vi faccio conoscere anche Eric, che io chiamo Enrico. What's happening? Perfetto. No, è perché dovevo suonare, volevo solamente riconnettermi. Un bel palchetto. No, Brian, non ridere. Lui ride. Brian Rips. That's me. Hello, buongiorno. Compleanno, festeggiamo il compleanno. Allora, volevo dire, perché secondo me adesso voi siete un po' preoccupati, ed è giusto che sia, perché la copertina dice tutto, Rachmani, l'infortunio, eccetera, eccetera. Premessa: io non ho visto nulla, quindi non ho proprio idea. Ho solo visto che l'Italia ha vinto 5-0. Dovevamo fare, ma già sta, se no voi dite che giustamente che sono peripatetico quell'altro. Allora, non ho visto nulla. Italia 5-0, Raspadori ha segnato. Però volevo dirvi una buona notizia che magari non tutti sapete, e non è il fatto che abbiamo Beukema, che comunque è una notizia importante. Tra tutti gli infortuni è quello dove abbiamo speso di più per aggiustare la panchina, quindi partiamo da questo presupposto. Secondo me la buona notizia che magari non tutti sanno è che oggi il Napoli ha giocato un amichevole, insomma una cosa con l'Avellino, e Gutierrez già ha giocato. Ecco, quindi vuol dire che lui è in fase di recupero. Poi ovviamente deve arrivarci alla forma, all'essere pronto tatticamente per Conte, perché non è, lo sappiamo che devono scontare un periodo di adattamento. Però già vi dico Gutierrez, teniamo presente, perché quello può aggiustare moltissimo a livello tattico il Napoli asimmetrico che conosciamo. Purtroppo Rachmani si è toccato la coscia, non ho visto niente, non facciamo allarmismi pazzeschi, però sappiamo che quando succedono gli infortuni, quelli là da soli, che muscolari, ti fermi, e speriamo si sia fermato in tempo, che non sia gravissimo, perché comunque Rachmani rappresenta il punto fisso, quello che tu ci basi su quello e poi tutti gli altri. Intanto toccherà a Beukema, toccherà sicuramente a Beukema. Manucci pure ha giocato oggi con l'Under 21, ma credo che possa toccare a Beukema con Juan Jesus. Quindi dobbiamo cominciare a utilizzare questa panchina, per cui abbiamo speso anche bei soldini. Quindi questa è la prima cosa. Poi Scott, Højlund si sono affrontati, Najvis niente, l'importante è solo che non ci sia fatto male nessun altro, che poi abbia segnato Raspadori, che insomma sto leggendo un pochino anche non di rimpianto, ma insomma dici, ma perché ce lo siamo venduti? Quelli che se lo ricordano, io avevo detto che se Raspadori, se giocasse con continuità, seconda punta o prima punta, poteva essere un Lautaro per caratteristiche magari un po' diverse, ma cioè uno che secondo me ha una facilità di calcio. Ve le ricordate le mie parole, non lo devo ripetere. Mi fa piacere perché il ragazzo merita. Stanno arrivando tutti qua. Va bene, vi saluto e vi abbraccio, e non vi preoccupate, stanno recuperando gli altri. Peccato per Rachmani, ma ce la faremo. Da New York, ciao.